Iniziate le lezioni per gli allievi del nuovo ITS nelle aule del Luzzatto di Portogruaro. Saranno formati i futuri Logistics Manager. Venerdì scorso al Luzzatto di Portogruaro sono entrati i primi studenti del nuovo ITS promosso da Confapi. Saranno lì formati i futuri Logistics Manager. Vediamo il servizio. Sono entrati in aula gli allievi del nuovo corso ITS al Luzzatto di Portogruaro. Venerdì scorso il percorso formativo Logistics Manager è diventato finalmente realtà. Non solo una scuola, ma un'esperienza concreta composta da laboratori, stage e contatti diretti con le aziende, allo scopo di formare i futuri professionisti che giocheranno un ruolo chiave nella logistica. La nuova opportunità per i giovani del Veneto orientale ha trovato la risposta positiva da studenti provenienti prevalentemente dai comuni del portogruarese, ma anche del sandonatese. I più distanti provengono da Pianiga, Conegliano e Codognè. L'età media è di 20 anni, i più giovani sono della classe 2006, il più anziano è del 1998. Ci sono ancora alcuni posti disponibili per nuove iscrizioni fino a fine novembre. Questo corso Logistic Manager ha avuto avvio presso il Luzzatto di Portogruaro e vedrà coinvolti una ventina di ragazzi che andranno appunto a studiare post diploma, quindi 2 anni dopo le scuole superiori. Il corso mira a formare addetti per il settore logistica e andranno ad operare direttamente presso le nostre aziende. Il corso è così strutturato: 1200 ore di formazione in aula e 800 ore presso appunto le aziende del territorio. Molte le peculiarità che vanno a collegare direttamente i nostri ragazzi al territorio, al tessuto produttivo del nostro territorio. Ad esempio, i docenti saranno anche docenti che lavorano all'interno delle aziende presso le quali i nostri ragazzi andranno poi a fare degli stage di formazione, la parte professionale in azienda. Quindi il taglio è assolutamente molto pratico e andrà a creare quelle competenze trasversali che dovrebbero agevolare l'ingresso dei lavoratori, insomma in questo caso degli studenti, direttamente nel tessuto produttivo. Il corso è organizzato da Pindustria Servizi, ha già una ventina di iscritti ed è partito pochi giorni fa. È una prima edizione che sicuramente verrà ampliata e troverà in sostanza le prossime edizioni potenziate, avrà sicuramente nuovi contenuti e tante altre, insomma, oggetti di formazione.